Ecco, hai fatto la domanda e è stata la risposta. Faccio i complimenti alla Pisana che passa il turno, però ha fatto una domanda, la risposta è che noi siamo arrivati ai playoff veramente deficitari di Fagioli, Ranelli, vabbè, questo senza far nomi, che facci nomi è pure pericoloso che purtroppo giocano in squadre che fanno i playoff, quindi però non si possono regalare questi 4 giocatori che mi sono mancati per i playoff di eccellenza, roba varia, a chiunque, quindi sì, sì, sono deluso per questo motivo, però faccio i complimenti a loro, abbiamo fatto una bella partita, tranquilla, questa è stata una bella partita tranquilla, combattuta, e quindi purtroppo sì, sono deluso perché con una formazione al completo noi eravamo in sesto, eravamo secondi, terzi sicuramente, faccio i nomi, ci manca Fagioli, ragazzi Fagioli è metà squadra, 26 gol in quante partite? 20, mi pare 23 gol, non si può regalare a nessuno. Senti, io capisco la domanda, allora ti dico una cosa, allora, siamo l'unica squadra che ha regalato 7 punti senza entrare in campo. Siamo l'unica squadra che ha perso 4 giocatori perché dopo 20 partite, ma questo ti dico come la penso, almeno così andiamo a 2000, dopo 20 partite, guarda caso, si vengono a sapere che i miei giocatori giocano al calciotto e vabbè, quindi qua sarebbe da fare un poema. Quindi io non posso regalare 4 giocatori di questo livello né a Pisana, né a Golde, né al Peperino, ma neanche ad Granella. Noi siamo stati 8 contati tutte le partite. Quindi io faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto il massimo. Quest'altro anno non lo so se saremo ancora qui perché non è facile fare il campionato con pochi giocatori. Però ripeto, io sono contento di quello che hanno fatto. Ai playoff siamo arrivati. Se arriva, ma anche loro erano 8, non so, quanti eravate voi? O 9, pure loro insomma hanno avuto problemi. Io credo che al completo era un'altra partita, non dico che vincevamo, era un'altra partita perché faccio i complimenti a loro, ma sarebbe stata sicuramente un'altra partita. Comunque abbiamo meritato da uscire sia all'andata che al ritorno, questo è sicuro, perché loro sono un gran portiere, hanno giocato meglio di noi, all'andata sicuramente è meglio di noi. Al ritorno la siamo giocata, però complimenti ancora a loro e poi applauso a lui che ci mette il cuore, ci mette l'anima e so quello che fa per fare questo campionato, è uno dei pochi che si incazza, però c'è il cuore e io a questa gente qui faccio i complimenti, devo continuare a fare questo torneo perché manca questa gente qui, non uno come me che lo fa per così, lo fa così, lo fa per passione e sono contento perché c'è lui e pochi come lui, anche se da poco che si conoscevo, però vi faccio un complimento perché ci mette veramente l'anima, ok? Grazie. Grazie, Grazie. mister La Rosa.